Questa mattina c'è stata la consegna del frutto degli auguri di Natale di quest'anno. Sì, siamo molto soddisfatti del risultato, tenendo conto anche dei tempi che viviamo, del risultato economico, ma soprattutto del risultato di amicizia, di condivisione, perché comunque sono state presenti molte persone e anche oggi, alla consegna formale, che può essere un momento anche meno sentito, sono venuti quasi tutti i rappresentanti principali dei club e del comitato organizzativo a vivere ancora un momento di amicizia assieme, che spero si rinnovi, perché è difficile cominciare, ma secondo me è sempre più difficile rinnovarsi. Ora siamo giunti alla 7ª edizione, io spero che potremo andare avanti anche contando sulle forze più giovani. Come si è avvicinato un giovane a questo impegno di collaborare per una cena di questo genere? Inizialmente sono stata invitata quando ero presidente del Rotaract e da lì poi mi sono affezionata all'iniziativa, mi sembrava comunque una bella occasione di aiuto concreta e quindi poi sono rimasta nel comitato organizzatore. Un grazie di tutto cuore a persone che di anno in anno sto conoscendo sempre di più. Alcuni di loro erano presenti con tanta gioia nostra e dei poveri al pranzo di auguri di Natale per i poveri stessi lì a Santa Margherita. Quale può essere il significato profondo di un gesto come questo? Dal mio punto di vista di francescano, il significato profondo numero uno è: esistono persone che capaci di donare, perché tutte queste persone hanno donato un bene prezioso che è il loro tempo, il tempo mentale e il tempo organizzativo. È una bellissima sintonia di cuori, di mente e di braccia. Quanti pasti fate al giorno? 35, la media è fluttuante lievemente fra i 30 e i 35.